Di nuovo insieme sportivi siciliani di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre, di nuovo insieme ancora una volta per parlare di calcio dilettantistico siciliano, stagione che volge ormai al termine. La prossima settimana ci sarà l'ultima giornata nel campionato di Serie D, mentre invece sono già partiti i playoff del campionato di promozione ma anche del campionato di prima categoria. Si è giocata anche l'ultima giornata nel campionato di eccellenza con il verdetto finale, Milazzo in Serie D, mentre invece già da un paio di settimane ha festeggiato pure l'Athletic Club Palermo. Nel campionato di promozione ogni promessa è un debito, pertanto oggi ospito il direttore sportivo e l'allenatore del Bagheria Calcio. Andiamo subito a presentare Francesco Tantillo, direttore sportivo. Ciao Francesco, ben trovato. A tutti, grazie per l'invito. Grazie per aver mantenuto soprattutto l'impegno di portare anche mister Angelo Tomasello qui in trasmissione. Ciao Angelo, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Come dobbiamo dividere questa notizia positiva? All'interno di una squadra importante chiaramente ci sta una dirigenza importante, ma ci sta anche un allenatore che ha lavorato tantissimo. Che stagione è stata, Angelo, quella di quest'anno? È stata una stagione chiaramente bella, perché poi l'esito è stato quello che ci auguravamo all'inizio quando abbiamo iniziato a programmare, certo. quindi è stata bella, però chiaramente è stato un percorso che ha richiesto molto sacrificio, molto impegno. Abbiamo dovuto, come dire, vedercela con degli avversari che ci hanno fatto sudare, come si suol dire, le sette camicie questo Montelepre insomma si è fatto valere tantissimo fino alla fine, però dico che poi alla fine il Bagheria, come dire, sai, quando parti all'inizio con l'idea di voler arrivare sì, in un determinato posto, ce la fai. Comunque questa squadra ha fatto miglior attacco, miglior difesa del nostro girone. Devo dare merito assolutamente ai ragazzi, al lavoro che è stato fatto, perché non abbiamo mai mollato, anche in qualche momento magari in cui qualche risultato non è venuto, siamo rimasti sempre compatti e alla fine abbiamo portato la barca in porto. Diciamo che una stagione vincente non nasce mai per caso, hai detto bene, avete programmato già dall'inizio questo percorso che vi ha portato a vincere una stagione importante, perché chiaramente c'era il Montelepre, c'era il Regina Mundi, c'erano insomma avversari anche di un certo impegno qualitativo, tecnico, sì, però forse anche la vostra determinazione da inizio anno è servita tantissimo. Sì, noi non ci siamo mai nascosti. Da luglio, quando abbiamo programmato, abbiamo detto chiaramente la società l'anno scorso ha fatto un percorso, è arrivata quarta in promozione, quindi sì, quest'anno desiderava fare quello step successivo. C'era stata anche in estate la delusione per il mancato ripescaggio. È vero. Non so se ricordi un po' questo particolare, sì, per cui poi sai, siamo partiti, noi non abbiamo fatto l'eccellenza proprio per un'inerzia proprio di punti, per pochissimi punti. Quindi poi, superata quella delusione iniziale, ci siamo messi sotto e alla fine siamo veramente contenti di avercela fatta. Anche perché poi quando si vince in campo è ancora più bello, assolutamente, no? Cioè, le soddisfazioni arrivano assolutamente. Qualcuno più alte. La scorsa estate mi fece proprio questa osservazione, mi disse vedrai che se poi arriverà attraverso il campo sarà ancora più bella, e devo dire che in effetti non aveva torto. È vero. Mentre Francesco ritorna a vincere un altro campionato di promozione, lo scorso anno vincente col San Giorgio Piana, che ha portato insieme al suo allenatore la squadra in eccellenza. Quest'anno insieme a Tomasello ritorni a vincere un altro campionato. Dicono da più parti che sei l'allenatore più vincente degli ultimi anni, soprattutto il direttore sportivo più vincente degli ultimi anni, diciamo nella parte occidentale. Sì, vabbè, dai, alla fine sono contento di aver raggiunto questo risultato anche quest'anno. Ti devo dire che tutti e due i risultati, tutti e due i campionati hanno lo stesso sapore, quindi il sapore della vittoria, ecco. So benissimo che questo, a differenza di quello dell'anno scorso, è stato vinto all'ultima gara, all'ultima curva, però come ho sempre detto, vincere è sempre difficile. Quest'anno, come diceva poc'anzi il mister, come dicevate voi, aspettavamo appunto quel ripescaggio in eccellenza, che per Bagheria era importante. Però appunto, ecco, siamo andati adesso ad assaggiare questo risultato positivo con la vittoria dentro il campo.
e ti devo dire che è veramente una grande e bella soddisfazione. Adesso chiaramente doverosa pausa di riflessione, perché poi dopo prepararsi per un campionato di eccellenza non è mai facile, soprattutto quando si è neopromossi, bisogna far quadrare molte cose e soprattutto, me lo avete detto anche voi prima dell'inizio della trasmissione, anche la possibilità, speriamo, che questo benedetto stadio comunale di Bagheria possa diventare agibile a tutti gli effetti. Ma lo deve essere per forza, perché io non penso che il comune quindi ci abbandona, ecco, il sindaco, magari gli assessori, perché comunque Bagheria ha bisogno ora come non mai appunto del proprio stadio. E la passerella in eccellenza è fondamentale. In eccellenza, se noi non abbiamo lo stadio, il pubblico, certo, viene abbastanza difficile. Chiaro. Abbiamo sofferto notevolmente in promozione, sì, a giocare a porte chiuse, quindi a esserci sempre le forze dell'ordine, non fare entrare nessuno. Ma io oggi dico che fare un campionato di eccellenza abbiamo bisogno veramente dell'aiuto del Siete sindaco del ottimisti? comune. Io sono molto ottimista, perché comunque i lavori già sono finiti da una parte, infatti. quindi penso che comunque sia giusto che comunque ci consegnano questo campo e farci fare un campionato di eccellenza e farci fare soprattutto come Bagheria merita. Chiaro. Chiaro, anche perché la tradizione, diciamolo pure, a Bagheria è meravigliosa, cioè è stata sempre una società importante a ridosso anche del calcio professionistico, pertanto avere una realtà come Bagheria che possa lottare e ritornare anche ad una Serie D importante, credo che sia anche un obiettivo dove già il Bagheria ha già vissuto il periodo della Serie D. Sarebbe bello quel periodo. Sarebbe bello riviverlo in un periodo diverso, certo, un periodo futuro dove chiaro, ci sono tutti questi come... Abbiamo parlato di Serie D, avete seguito chiaramente questa Serie D al fulmicotone, perché non sappiamo chi la vince questo campionato. Certo, il Siracusa sulla carta in questo momento sembrerebbe leggermente avvantaggiato, però ancora ci sono 90 minuti e in 90 minuti il destino di una squadra e di una stagione può essere sempre molto decisivo. Tra poco sentirò anche il vostro parere, perché apriamo ufficialmente la pagina del campionato di Serie D. Sedicesima e penultima giornata del campionato di Serie D, abbiamo già la schermata. Città di Aciriale San Cataldese 0-0, Scafatese batte Città di Sant'Agata 3-1, pareggio tra Enna Calcio e Locri 1909, vince il Licata 3-0 contro l'FC Pompei, pareggio tra Paternò e San Biase, vince la Regina 3-1 contro la Castrum Favara, così come il Siracusa 3-0 contro la Vibonese ed infine Ragusa che vince in casa contro la Nuova Igea Virtus per 3-2, ha pareggiato ha riposato la Nissa Calcio, in quanto, come tutti ben sanno, l'Acragas ha già lasciato questa stagione abbondantemente un paio di mesi fa. Subito alla classifica, Siracusa in testa con 75 punti, 74 Regina 1914, 62 Scafatese con 54 San Biase, 49 Vibonese Calcio, 43 Nissa e Paternò, con 38 punti il Pompei insieme alla Ragusa Calcio, 37 Nuovi Igea Virtus, 35 San Cataldese, 33 Città di Aciriale, 32 Enna Calcio, 30 punti per la Castrum Favara, 28 Licata Calcio con 24 Città di Sant'Agata, ultima in classifica Locri 1909 con 23 punti. Lo abbiamo già anticipato, domenica ci saranno gli ultimi 90 minuti fondamentali per la vittoria di questo girone. Castrum Favara, Città di Sant'Agata, FC Pompei, Enna Calcio, Locri 1909 che gioca in casa contro il Città di Aciriale, Nis FC Licata Calcio, Nuovi Igea Virtus Siracusa, San Cataldese Regina, Scafatese Ragusa, Vibonese Paternò ed infine riposa il San Biase. È stata, e sicuramente lo è ancora tuttora, una stagione che ha regalato tantissime emozioni, non per niente conosceremo soltanto dopo gli ultimi 90 minuti la squadra che vincerà questo girone importantissimo del campionato di Serie D. Prima di andare a vedere qualche immagine, una battuta veloce. Secondo voi a questo punto della stagione, gli ultimi 90 minuti, Angelo, dove sono le cose importanti che il Siracusa deve cercare di portare nella difficile trasferta contro la Nuova Igea Virtus? Sì, chiaramente gli ultimi 90 minuti saranno quelli decisivi, perché le due squadre sono appaiate ad un punto, quindi io penso che
diciamo, sono abbastanza ottimista per questa partita l'allenatore ha poche cose da dire, secondo me. Del Siracusa, nel senso che chiaramente è una partita che da un punto di vista proprio della preparazione appunto non c'è granché da aggiungere. Sicuramente una squadra che è stata, come dire, al comando, comunque in vetta fin dall'inizio, sa che in questo momento si gioca tutto e penso che difficilmente sbaglieranno la partita. Quindi, giochi fatti no, però dico, da siciliano mi auguro che questo Siracusa possa passare professionista. È vero. Un Siracusa che comunque ha dimostrato che anche nei momenti di pausa, vedi la sconfitta contro il Città di Aciriale, è riuscita a resettare l'ambiente, no? E riportarsi ancora più intensamente di prima, con la tensione giusta per poi alla fine giocarsi gli ultimi 90 minuti con la possibilità, insomma, di vincere il campionato. Allora, io tifo sicuramente per il Siracusa, anche perché essendo siciliano a prescindere, ma lo merita perché l'anno scorso, avendo avuto davanti una corazzata come il Trapani, è arrivata seconda e poi non è riuscita ad andare in Lega Pro. In questo caso quest'anno ci potrebbe essere il giusto momento. Ripeto, da siciliano mi auguro che va a trionfare il Siracusa. Questo ce lo auguriamo senz'altro tutti. Complimenti alla San Cataldese che con questo pareggio fuori casa, nel frattempo possono già partire le immagini, contro il Città di Aciriale, insomma, ha portato a casa quest'altra ennesima stagione in Serie D, a dimostrazione che sì, d'accordo, non hai i numeri magari per competere nelle posizioni di vetta, però è anche vero che hai quella determinazione giusta, no Angelo, per comunque fare un campionato che è un po' all'interno di quella che è la quotazione del valore tecnico della squadra, no? Sì, assolutamente. Dico, la San Cataldese ha fatto il campionato che doveva fare, nel senso che comunque il campionato di Serie D sappiamo le difficoltà che questo campionato ha in relazione a quelle che sono stati gli investimenti e gli obiettivi della società. Chiaramente ha lottato fino alla fine e sono felice che abbia raggiunto, diciamo, l'obiettivo che si era prefissato. Non è mai semplice, soprattutto in un campionato come quello della Serie D. Ora chiaramente l'ultima giornata si andranno anche a decidere un po' quelle che sono le ultime posizioni per quanto riguarda la griglia dei play-out. Mentre invece a questo punto per il Città di Sant'Agata le cose si complicano, Francesco, perché se non fai punti in casa e perdi un'altra partita importante, in questo caso contro la Scafatese, ti rendi conto che evidentemente qualcosa in questa stagione non è andata. Non è andata assolutamente. Tra l'altro la fortuna pure del Sant'Agata è quello che la Cirreale deve andare a giocare contro il Locri e quindi comunque anche la Cirreale deve uscire da questa Certo, da questa in questo zona. caso farebbe un favore a Sant'Agata, al Locri, perché in questa maniera il Locri giustamente sarebbe la seconda squadra che retrocede. E il Sant'Agata va a fare quindi i play-out. Dispiace sinceramente che tutte le squadre che stanno facendo i play-out sono tutte squadre siciliane. Quando tu però hai tutta questa abbondanza, dice chi mangia fa mollicchia, di squadre in Serie D, è normale che poi alla fine in una stagione così impegnativa qualche squadra siciliana possa giustamente retrocedere. Guardiamoci il servizio, la sconfitta in casa del Città di Sant'Agata contro il gruppo della Scafatese. 3-1 il risultato finale. Si complica sempre più il piano salvezza del Sant'Agata che nonostante l'ennesima buona prova esce sconfitto dal Fresino, ormai è diventato un tabù per i biancoazzurri che a una giornata dalla fine rimangono al penultimo posto in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sull'Ocri ultimo. Eppure la gara dei locali si mette subito bene quando dopo 5 minuti il solito catalano spezza l'equilibrio del match portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo nono sigillo in campionato. I biancoazzurri avrebbero al 24esimo anche la chance per il raddoppio, ma Bova non c'entra lo specchio della porta. Poi la Scafatese inizia a spingere dopo un rigore invocato su Colley, sul quale il direttore di gara dice di no. I gialloblu acciuffano il pareggio al minuto 32 con Vacca che sorprende Cannizzaro in mezzo alle gambe, ristabilendo di fatto la parità. Pari che dura poco, infatti 3 minuti più tardi gli ospiti ribaltano il risultato quando Vacca buca la difesa biancoazzurra e col destro fa 2-1 per i suoi e doppietta personale. Nella ripresa però il Sant'Agata tenta
tenta di rimettere tutto in equilibrio, ma prima la conclusione di Pussetto è deviata in angolo da Becchi, poi Perez dagli sviluppi di angolo non inquadra la porta da posizione vantaggiosa e infine Pussetto da fuori costringe Becchi agli straordinari con Dorato che sul proseguo apparecchia per Faccetti che da 2 passi spara incredibilmente alto sulla traversa. La Scafatese non sta comunque a guardare al minuto 80, solo la decisiva parata di Cannizzaro nega a Foggia la gioia del gol, con lo stesso calciatore campano che servito subito dopo da Cham manda sul fondo. Bersaglio che gli ospiti centrano però al minuto 92 con Di Paola che di testa mette alle spalle di Cannizzaro, facendo così Sant'Agata 1 Scafatese 3. Il Sant'Agata rimane a 24 punti penultimo, mentre la Scafatese si conferma sul terzo gradino del podio con 62 punti. Come potete ben vedere già dai nostri spot è partita l'operazione Penalty Awards che saranno di scena quest'anno a Caltanissetta il 18 giugno, tra l'altro campeggia anche qui nel nostro video wall il marchio ufficiale, insomma anche quest'anno le emozioni del calcio dilettantistico saranno raccontate in questo galà alle ore 16 proprio di giorno 18 con ingresso gratuito. Giorno 28 di maggio ci saranno le presentazioni ufficiali delle nomination sempre qui all'interno di Penalty. Ritorniamo a parlare di calcio giocato e a proposito di società che quest'anno hanno un po' sofferto l'arrivo in categoria, parliamo dell'Enna, no? Sì. Che effettivamente da neopromossa ha un po' sofferto, prima parte iniziale con Pagana, adesso in panchina con Passiatore. Qualche risultato positivo è arrivato, c'è qualche speranza, però anche lì gli ultimi 90 minuti potranno essere decisivi. Vabbè, al di là del percorso che ha fatto anche la Nissa, e chiaramente è riuscito a fare un campionato Sì. diverso, il passaggio dalla Serie D, dall'eccellenza alla Serie D molto spesso lo paghi, e quindi comunque alla fine l'Enna è lì che sta lottando, quindi fino alla fine, quindi anche alla società Enna auguro comunque di poter alla fine festeggiare, raggiungere questo obiettivo che, ripeto, al di là del modo in cui arriva, poi comunque se arriva c'è solo da festeggiare eventualmente, perché il campionato di Serie D è un campionato bello tosto anche da un punto di vista proprio organizzativo, già il passaggio dall'eccellenza alla Serie D cambia un mondo diverso. Cambia tutto. Tra l'altro pareggio contro il Locri, Francesco, e il Locri visto in campo ad Enna avrebbe, chissà, magari forse meritato qualche cosina in più, però sai, spesso e volentieri il pareggio poi alla fine accontenta tutti e il Locri giocherà poi le ultime chance nell'ultima giornata. Alla fine queste gare sono tutte finali. Quindi magari ci può stare che l'Ocri magari riesce a fare un gol e recuperare è difficile. Anche il Favara neopromossa comunque sta avendo un pochettino di difficoltà. E soprattutto nel girone di ritorno le cose non sono andate per il verso giusto. Sono queste squadre vicine a noi, vicino al comprensione palermitano, che mi auguro onestamente che rimangano in Serie D. L'unica che si salva sicuramente la Nissa, che ha fatto un bellissimo campionato, però sicuramente era partita con altre intenzioni. Ma alla fine anche lì, come ha detto Angelo, c'è stato lo scotto del passaggio di categoria. Sì, d'accordo, hai preso giocatori di categoria importante, però è anche vero che l'ambiente, la dirigenza deve un po' anche assestarsi nella nuova categoria, esatto. Anche perché poi l'arrivo di Giovannone in una categoria dilettantistica giustamente di impatto non è che arriva e fa tutto ok. Sicuramente la Nissa è una società abbastanza strutturata, una società che merita palcoscenici anche alla città di Caltanissetta. Certo. Però bisogna avere pazienza per poi raggiungere dei risultati importanti. Guardiamo gli highlights su questo pareggio 0-0 tra Enna Calcio e Locri 1909. Penultima giornata del campionato di Serie D, la 33esima, il generale Gaeta va in scena Enna Locri, una sfida che vale la salvezza per la Serie D. E partiamo subito con il racconto della gara, con i padroni di casa che cercano di fare subito la partita. Il primo giallo arriva però proprio per i gialloverdi, con Espasa che ferma irregolarmente Fanguà
e quindi viene ammonito dall'arbitro. Lenna cerca di prendere campo, Moreso ruba palla che mette al centro, ma la difesa dell'Ocri è ben piazzata e riesce a spazzare. Ancora Lenna in avanti con un veloce fraseggio fra Casa di Dio e Cicirello, il capitano mette in aria, Casa di Dio si fa trovare pronto, ma il suo tiro è respinto da Kremenovic. Si continua con Otero che mette dentro con Rossa al centro, ma Capitan Cicirello perde il tempo. Lenna continua a manovrare e a cercare il risultato, però questa volta è Otero che viene falciato da Fanguà, che finisce sul taccuino del direttore di gara. Al 26esimo arriva però il colpo a sorpresa dell'Ocri con Leveque che si fa mezzo campo da solo, si presenta davanti l'area, riesce a servire un compagno che mette in mezzo. Sulla respinta di Simeoli il centrocampista riesce a controllare e batte il portiere giallo-verde. Calcio di punizione per Lenna al 34esimo con Cicirello che riesce a superare la barriera e batte il portiere avversario. Lenna a questo punto prova a vincere la partita, Casa di oggi il migliore, prende palla ma calcia alto. Sul calcio d'angolo Espasa di testa manda di poco fuori. A questo punto la partita finisce e si chiude sul risultato di 1-1 con Passiatore che ha qualcosa da dire all'arbitro. Un risultato che sicuramente non accontenta nessuno delle due squadre e sarà adesso la definitiva e decisiva gara di Pompei a stabilire se la formazione giallo-verde riuscirà a conquistare la salvezza. Se dobbiamo parlare di una stagione che certamente non è stata esaltante, dobbiamo parlare anche della stagione del Licata Calcio, che ha un po' in un certo senso spiazzato anche molti addetti ai lavori. In molti non pensavano che la squadra di Romano, ritornata in panchina dopo un paio di settimane di presenza di Coppa, potesse poi alla fine soffrire sino all'ultimo. Come vedete questa situazione del Licata? Nel frattempo sono già partite comunque le immagini di una partita positiva vinta contro l'FC Pompei, importanti anche per la classifica. Francesco. A differenza delle altre squadre neopromosse, diciamo che il Licata già da qualche anno militava nel campionato di Serie D, quindi hai detto bene, ci aspettavamo qualcosa di più, però a quanto pare all'inizio c'è stata un po' di maretta, sì, era andato via Romano, Mister Romano, anche il direttore Martello. Esatto, poi è ritornato, ovviamente poi andare a riprendere un pochettino una barca, un pochettino che è in avaria, è sempre difficile. Però mi auguro veramente che il Licata riesca a mantenere la categoria. È vero, ma Angelo, a questo punto secondo me il Licata ci arriva forse più determinato rispetto a tante altre squadre nei play-out, perché da un paio di settimane a questa parte la squadra la vedo molto tonica, no? Anche questa vittoria contro il Pompei, che non è mai facile, ha dimostrato che insomma la squadra è un po' in palle. Sì, sicuramente poi quando ti ritrovi poi a giocare le partite finali da dentro fuori è molto importante, ciò che fa la differenza è il modo in cui arrivi a quelle partite, quindi da questo punto di vista sicuramente il Licata la vedo bene, perché nelle ultime gare ha fatto delle ottime prestazioni, l'ultima vittoria sicuramente ne è la prova. Poi è chiaro che una stagione, poi come diceva poco fa il direttore, quando non inizia bene poi è sempre un po' complicato riuscire a rimetterla al posto, però sono fiducioso proprio per questo discorso che facevamo, del fatto che in quest'ultimo momento, in queste ultime settimane il Licata sta abbastanza bene, quindi dove ci vuole gamba, no? Per cercare di portare a casa i risultati importanti anche nei play-out. Voltiamo pagina, perché parliamo invece adesso del Paternò, che insomma la sua stagione positiva l'ha fatta da neopromossa, ha comunque disputato un campionato probabilmente alla sua portata, con una dimensione legata anche al tasso tecnico. Francesco. Sì, era il campionato secondo me che il Paternò voleva fare.
quindi un campionato di transizione, tranquillo, sereno, Sì, senza creare sì. nessun tipo di problema a nessuno, allenatore che comunque ha fatto un buon lavoro, mi sembra che è metà classifica, Sì. quindi dico, secondo me hanno azzeccato una stagione alla grande. Però attenzione, perché il Paternò, soprattutto i tifosi, sono abituati a campionati di vertice. Si accontenteranno la prossima stagione di un campionato, insomma, tranquillo? Angelo, tu che fai l'allenatore sai guarda, benissimo che il termometro della piazza è importante. E in questo è molto importante la comunicazione. Parlavamo Vero. poco fa anche proprio di questo Sì, aspetto. sì, è vero. Importante la comunicazione che la società in primis decide di fare con la piazza, con Diciamo che deve essere l'ambiente. chiara subito. Bisogna essere chiari subito per non scottarsi. Per cui è chiaro, il ritorno in Serie D dopo alcuni anni è stato accolto bene, ha fatto un bel campionato. Ora, Ha vinto la Coppa Italia nazionale, ha vinto la Coppa insomma, Italia, è andato per in cui- Serie D anche per questo. Assolutamente, Correciti. quindi per l'anno prossimo dovranno essere bravi, come dire, a comunicare bene quello che sarà. Ma io il credo loro che il percorso. presidente Mazzamuto ha le idee chiare, quindi sono dell'idea che sicuramente ci sorprenderà. Poi chiaramente è tutto legato anche alle squadre che parteciperanno il prossimo anno nel campionato di Serie D, perché possibilmente una tra Siracusa e Reggina sarà costretta di nuovo ad essere la squadra favorita per la prossima stagione, ma quello è un altro discorso che non mi sembra il caso di parlarne proprio adesso nella puntata odierna di Penalty. Ci guardiamo gli highlights: pareggio tra Paternò Calcio e Sambiase. Il Paternò conclude i propri match casalinghi nel campionato di Serie D, pareggiando per 1-1 contro il Sambiase nella 33esima giornata del campionato, in un match ricco di emozioni e polemiche. Via al racconto della sfida con la prima occasione sui piedi di Retucci, respinto 2 volte da Grisendi. Al 16esimo cambia il punteggio Ferraro, fa lotta con Greco, poi allarga da Costanzo che trova un diagonale perfetto per l'1-0 della squadra ospite, che festeggia con i propri tifosi accorsi al Falcone Borsellino. Reazione Paternò nei minuti finali della prima frazione di gioco. Retucci ci prova dalla distanza, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo da Grisenti. Poi al 45esimo fallaccio su Alessio Asero. L'azione dei rossazzurri continua con Angelo Guida che si improvvisa assistman per Retucci, che non riesce a trovare lo specchio della porta a 2 passi da Grisendi. E ancora il Paternò alla ripresa a rendersi pericoloso su calcio di punizione del neoentrato D'Alessio. Bella traiettoria a giro che trova comunque la risposta dell'estremo difensore avversario. All'8º della ripresa d'azione di contropiede del Sambiase, duro scontro di gioco tra Mileto e D'Alessio, e il portiere rossazzurro ad avere la peggio ed essere sostituito da Tosoni. Il classe 2005 esce tra gli applausi del pubblico, sanguinante al volto, a lui un augurio di pronta guarigione. Gli uomini di Catalano non mollano e troverebbero al 17esimo dagli sviluppi di calcio d'angolo la rete del pareggio. Il direttore di gara Ferruzzi fa correre fino al gol di Alessio Asero, poi ravvisa fallo di Viganisi ai danni di Chianese. Tra le polemiche del pubblico, al 35esimo da calcio d'angolo del Paternò riparte il Sambiase con Maitini che serve Mercurio. Il numero 69 si trova a tu per tu con Tosoni che compie un vero e proprio miracolo. Gran bella parata del neoentrato a sostituire Mileto. Al 39esimo un altro episodio di questa sfida con il Paternò che rimane in 10 uomini, fallo di Viganisi ai danni di Mazza. Al 41esimo la traiettoria di D'Alessio è una pennellata per Panarello che poi appoggia da Marco Greco che con un colpo di testa trova la rete del pareggio del Paternò. Arriva in extremis, un gol forse meritato per ciò che aveva costruito la squadra in questa partita, squadra che poi al triplice fischio va a ricevere il saluto della propria tifoseria che ringrazia per l'obiettivo raggiunto. Prossimo turno e ultimo turno di campionato contro la Vibonese.
Continuiamo a parlare di calcio perché dobbiamo raccontare che la Regina, vincendo contro la Castrum Favara, ha messo in difficoltà la squadra agrigentina, ma nel frattempo i suoi 3 punti sono stati fondamentali per continuare a sperare. A 90 minuti dal termine voglio sentire il vostro pensiero e soprattutto a questo punto il vostro pronostico. Iniziamo da Angelo. Come ti dicevo, il mio pensiero è quello che più che altro... Regina che gioca a San Cataldo, tra sì, l'altro. più che altro un augurio, nel senso che quello che mi auguro è che il Siracusa possa finalmente, diciamo, farcela e passare nei professionisti, perché anche chiaramente da lontano osservando ci si rende conto di quanto questa società stia lavorando bene e quanto sia, diciamo, nelle condizioni di poter fare questo salto nei Diciamo professionisti. pure che ha speso tantissimo. Ha speso sicuramente. Parliamo in termini anche economici. Sì, ma sai, poi quando tu comunque investi, spendi, poi nello sport non c'è necessariamente questa corrispondenza del fatto che tu investi e sei sicuro di vincere. Sì, è quindi vero. il fatto di riuscirci è qualcosa che io auguro sinceramente al Siracusa, come ho detto poco fa, perché è una squadra siciliana e ne va a giovare tutto quello che è il nostro movimento, per cui sono fiducioso per quest'ultima gara. Mentre invece, Francesco, a te ti faccio una domanda un po' più tecnica da dirigente, no? Cioè, la Regina veramente quest'anno ha investito tantissimo, rischia magari possibilmente di non portare a casa la promozione in Lega Pro, ma secondo te continuerà ancora a credere a questa Serie D anche per la prossima stagione e reinvestire per il 3° anno consecutivo? Guarda, ti dico una cosa, lo ha fatto, mi sembra, la fotocopia del Siracusa di l'anno scorso. Ha speso tanti soldi, si è ritrovato di nuovo in Serie D, ha fatto di nuovo la cavalcata, si trova primo, quindi perché non dovrebbe farlo anche in Regina? Forse sai, per poi la alla Regina, fine... forse perché cambia un pochettino, cioè è una città, diciamo Reggio Sì, Calabria, quindi tradizione. ecco, tradizione, hanno vissuto calcio importante, però questa è la scelta. Il calcio è anche questo, no? Cioè, non è detto che, come ha detto appunto anche Angelo, non perché hai speso tantissimo Vinci. porti a casa una vittoria. E invece dobbiamo anche a questo punto parlare di questo Siracusa che la vittoria la porta a casa ed è soltanto ormai a pochi minuti, volendo, da questa promozione in Lega Pro. Esattamente 90 minuti in una trasferta certamente non facilissima, ma che credo anche abbastanza abbordabile, contro la Nuova Egea a Barcellona Pozzo di Gotto. Per intanto ci guardiamo il servizio, la vittoria in casa 3-0 contro la Vibonese Calcio. Il Siracusa chiude in bellezza la stagione regolare in casa rifilando un netto 3-0 alla Vibonese. Aretusei subito pericolosi dopo 4 minuti con la conclusione di destro di Acquadro ribattuta dalla difesa rossoblù. Ci provano gli ospiti al quinto in contropiede col centravanti Alagna. Iovino riesce a chiudere lo specchio della porta. Al 10° prima Pistolesi, poi Maggio e poi ancora Di Grazia va a sbattere sul muro difensivo rossoblù. È un botta e risposta fra le due squadre e la Vibonese al 15° ci prova con il sinistro a giro di Napolitano che sfiora l'incrocio dei pali. Ma è il Siracusa a passare al 22° con Alma che innesca Candiano sul filo del fuorigioco, pallonetto e 1-0 sotto una gremitissima curva Anna. Al 44° il sinistro al volo di Maggio di prima intenzione va a cogliere l'angolino alla destra di Bolzon che però riesce a rifugiarsi in calcio d'angolo. 3 minuti dopo il Siracusa raddoppia. Limonelli, Maggio, ancora Limonelli, gran sinistro nell'angolino più lontano con il portiere che nulla può. Il Siracusa fa tris al 51° Di Grazia per Maggio che di testa non lascia scampo a Bolzon. Al 10° Sombrero di Maggio sul tocco sotto di Candiano, gran parata di Bolzon con i piedi. E al 26° il portiere ospite Bolzon rischia e a momenti Maggio in scivolata fa 4-0.
Al 42esimo ci prova Palermo con una conclusione al volo che Bolzon respinge con i pugni. Nulla da aggiungere nei 3 minuti di recupero. E il Siracusa domenica prossima andrà a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus per l'epilogo della stagione con un punto di vantaggio. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Esserci è un sogno, pertanto auguriamo chiaramente a chi sarà in nomination di sperare appunto di vincere i penalty di quest'anno. Chiudiamo la rassegna dedicata al campionato di Serie D e possono già partire le immagini del Ragusa che ha un po' sorpreso veramente tutti, salvezza acquisita abbondantemente con grande merito, a dimostrazione che quando tu lavori con i giovani, quando tu hai anche un allenatore che crede nei giovani, beh, i risultati arrivano, me lo confermate entrambi, Angelo? Sì, sicuramente E tu Ragusa... con i giovani ci hai lavorato, eh? Sì, nel senso che comunque quando una società ha le idee chiare e insieme allo staff tecnico condividono un percorso, poi i risultati sono questi, nel senso che chiaramente il Ragusa si era posto questo obiettivo di fare questo tipo di Insomma, non percorso. ha messo il bastone tra le ruote, ha fatto lavorare bene. Ha fatto lavorare anche nei momenti, giovani. magari in qualche momento più difficile è stato sempre compatto assieme a quello che era il progetto tecnico e quindi alla fine ne raccolgono i frutti e quindi sono ben lieto di assistere, diciamo, a questa situazione che si è venuta a vivere a Ragusa. È vero. Francesco, ma questo cosa mi fa pensare? Che anche voi la prossima stagione potete sviluppare un progetto di giovani con un allenatore che ha già lavorato con i giovani e quindi a Bagheria costruire un percorso che può partire anche dall'eccellenza con i giovani? Allora, guarda, a me piace tanto lavorare con i giovani. Figura, l'anno scorso abbiamo vinto pure il campionato juniores col San Giorgio Piana, quest'anno abbiamo fatto un bellissimo campionato juniores a Bagheria, quindi ti dico che ad oggi per me Ti stuzzica l'idea anche a Bagheria? Certo, attenzione mi però, piace molto. Che poi in eccellenza però un po' di gente esperta serve, eh? Sicuramente, però secondo me i giovani sono quelli che fanno la differenza. E poi costruire con loro un percorso di crescita, esatto. Mentre invece con quelli un po' più anzianotti il percorso di crescita non c'è proprio. D'accordo. Ci dobbiamo fermare, abbiamo una pausa pubblicitaria, poi subito dopo con l'ultima giornata del campionato di eccellenza parleremo della vittoria anche del Milazzo a sorpresa nel girone B. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una
una serata esclusiva con il Gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Rientrati con la seconda parte di Penalty, siete sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold e siete appunto con questa trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico siciliano. È la volta adesso del campionato di eccellenza, partiamo con il girone A. Giochi fatti già abbondantemente da un paio di settimane, eccola qua la schermata dei risultati di domenica. Athletic Club Palermo che pareggia con il Partinica Audace, Casteldaccia batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-0, pareggio tra Castellammare e Città di San Vitolo Capo, stravince il Città di Gela 7-0 contro il Marsala 1912, vince anche la Folgore Castelvetrano contro la Don Carlo Misilmeri, così come il Lascari Cefalù contro l'Unitas Sciacca. Fuori casa vittoria del Super Giovane Castelbuono 3-1 contro la Parmonval ed infine San Giorgio Piana che vince contro l'Accademia Trapani per 2-1. Gela Calcio che andrà a giocare direttamente gli spareggi nazionali, andrà già direttamente in semifinale, mentre invece i play-out che si giocheranno domenica prossima saranno tra Casteldaccia e Partinica Audace e Super Giovane Castelbuono, Oratorio San Ciro e San Giorgio. Allora parliamo con i nostri ospiti perché dobbiamo anche a questo punto capire quale potrebbe essere il percorso di questo Gela, perché giocherà potenzialmente la prima semifinale contro una squadra molisana. Non si sa ancora, non si conosce quale sarà perché ufficialmente partono adesso i playoff in Molise, pertanto è anche vero che all'interno di questo gruppo c'è un po' di gente che sa cosa vuol dire giocare i playoff. Sì, assolutamente, chiaramente le partite secche poi nascondono delle insidie e fare delle previsioni non è assolutamente semplice, però il Gela ha condotto un campionato importantissimo assieme all'Athletic Palermo, quindi l'augurio è quello che possa andare avanti e possa superare questo scoglio con le squadre del Molisane che mi pare che storicamente quando le siciliane hanno incontrato squadre molisane molto spesso è andata bene, per cui l'augurio è quello le difficoltà si incontrano quando si gioca qualche squadra campana oppure pugliese, sì. E quindi su questo quindi niente, auguriamo al Gela di poter andare avanti. Assolutamente. È stata una vittoria meritata dell'Athletic? Francesco? Sì, credo di sì, no? Onestamente sì, quando si vince stare sempre lì prima in classifica per tutto il campionato sicuramente è un risultato meritato. Hanno dimostrato di avere i mezzi anche per starci in quella posizione. Per quanto riguarda il Gela, veramente io spero che vada in Serie D, che riesce a fare qualche cosa di straordinario, anche perché così il prossimo anno non ce lo ritroviamo in eccellenza. Giustamente lui parla in prospettiva da squadra che la prossima stagione giocherà all'eccellenza, parliamo del Bagheria Calcio. Per intanto ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Gela che stravince l'ultima partita in casa contro il Marsala 1912. I ragazzi si stanno allenando bene, si stanno preparando bene e chiaramente sanno di avere un'opportunità importante, cioè quello di andare a fare direttamente i playoff nazionali e provare ad andare in Serie D attraverso proprio quella fase. Sicuramente è a portata nostra perché secondo me ho a disposizione un organico importante, lo hanno dimostrato i numeri.
numeri importanti, un percorso che purtroppo ci ha visto secondi, però che adesso ci dà grandissime convinzioni e certezze per quello che potrebbero essere playoff. È normale che adesso ci sarà purtroppo una lunga pausa e lì dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con questa intensità, con questa voglia, magari cercando di trovare qualche amichevole che ci possa dare magari qualche minutaggio per quello che poi giustamente è l'impegno del 25. Ci tenevo tanto dopo 2 anni che perdevo per un gol, non è stato facile dopo tutti i gol mangiati oggi, però alla fine ci sono riuscito e sono contento, visto che anche i miei compagni erano abbastanza contenti nello spogliatoio, quindi abbiamo festeggiato almeno ancora questo obiettivo. Ci si prepara soprattutto in modo fisico, perché sappiamo che ci sarà caldo, verrà quasi l'estate, quindi dobbiamo stare bene soprattutto fisicamente oltre che mentalmente. Siamo proiettati ovviamente per i playoff, dico tutta la squadra a prescindere da me. Poi il prossimo anno poi si vedrà anche dal risultato che faremo e spero che comunque il Gela andrà in D e spero che non avrà più bisogno di Tuemo, ovviamente di giocatori ancora con una carriera ancora più alta di quella che io ho fatto comunque o dove posso arrivare io. Giochi fatti dunque per quanto riguarda il girone A del campionato di eccellenza, si volta pagina e parliamo subito del girone B. Un girone B dove ha visto trionfare il Milazzo, che vince addirittura fuori casa, 3 punti che poi a questo punto sono diventati fondamentali per la sua classifica. I risultati di domenica: Città di Aci Sant'Antonio che pareggia contro l'SC Palazzolo, il Milazzo che, come ho detto poc'anzi, vince contro la Ionica FC 1-0, vince anche la Leonfortese contro il Città di Avola 2020. Leonzio 1909 6-0 contro il Città di Mister Bianco, pareggio tra Mazzarone Calcio e Real Siracusa Belvedere. Vince il Gioiosa 1-0 contro la Nebros, vince anche il Modica fuori casa contro il Rosmarino 2-0 ed infine anche il colpaccio dell'Imesi Atletico Catania contro il Vittoria 1-0 il risultato finale. Abbiamo anche la schermata per quanto riguarda il sunto di questo girone B del campionato di eccellenza, con il Milazzo che vince e vola nel campionato di Serie D, mentre per quanto riguarda i playoff ci sarà questa prima semifinale che si giocherà domenica tra Vittoria e Città di Avola 2020. La vincente giocherà poi la finalissima giorno 11 contro il Modica Calcio a Modica. Per quanto riguarda i play-out, ricordiamo ancora una volta l'abbinamento, se possiamo rimettere di nuovo la schermata cortesemente, grazie. Ionica FC Real Siracusa Belvedere e Mazzarone Calcio contro il Città di Aci Sant'Antonio. Prima di parlare del Milazzo, guardiamoci la festa che i ragazzi di Bognanni hanno costruito vincendo questa partita difficile contro la Ionica FC, e poi sentiremo anche i nostri ospiti su questo percorso di Bognanni e compagnia. Il pallone in avanti verso la Spada controlla e tira ed è il vantaggio del Milazzo con Ferré. Milazzo in vantaggio al 47esimo minuto con, se non va errato, Ferré. Il direttore di gara osserva l'orologio, il cronometro. Ancora Maldonado per Staris. Staris osserva i compagni. È finita. E in questo momento è finito. Milazzo in Serie D.
Abbiamo fatto una stagione straordinaria, abbiamo fatto una stagione in cui siamo sempre stati primi in classifica, levando 2 settimane, 2 partite in cui ci aveva scavalcato il Modica, però questa squadra è sempre stata protagonista. Veniamo da un percorso di crescita importante, da un percorso straordinario, i meriti vanno a questi giocatori, a questi ragazzi che sono qualcosa di speciale. Se oggi il Milazzo ha vinto il campionato, il merito è soprattutto dei miei splendidi giocatori, di questa società che non ti fa mancare niente, di questa tifoseria, una delle migliori della Sicilia. Il merito è di tutti e ringrazio la società per avermi scelto, gli amici miei di Milazzo e tutto quello che è successo. Oggi è il momento di festeggiare, per loro, per la piazza, per la città che è una grande piazza, una grande città. Subito da domani cominceremo a pensare alla Supercoppa che c'è contro l'Atletic Palermo nella prossima settimana. Grazie a tutti, grazie ai milazzesi che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno, grazie a tutti voi. E oggi abbiamo affrontato una buona squadra, però avevamo troppa fame di vincere e i ragazzi è giusto che ora si rilassano un po' di giorni e vanno a festeggiare. Ci sono stati tanti momenti importanti di questa stagione, tanti momenti in cui questa squadra ha dimostrato di essere la più forte. Ripeto, il merito vanno a questi splendidi giocatori, vanno a questi ragazzi che dal primo giorno lavorano forte, dal primo giorno ci hanno sempre credono in quello che facciamo, nel lavoro che è quotidiano, e ringrazio il mio staff che è un grande staff. Quindi loro è giusto che si divertono 2 giorni, io devo pensare alla prossima settimana che abbiamo la Supercoppa. In questa parte finale della nostra trasmissione, insomma, dedichiamo ampiamente e giustamente, doverosamente, un omaggio a questo Milazzo, ma nel frattempo voglio augurare una pronta guarigione anche all'allenatore della Ionica, purtroppo colpito da infarto durante questo big match, salvato in extremis, Famulari, a lui chiaramente va il nostro grande abbraccio di una pronta guarigione e di vederlo spesso, spero, prestissimo in campo. Tra l'altro so che tu hai avuto un'esperienza con Angelo Bognanni, o sbaglio? Assolutamente sì, da allenatore mi piace, come dire, sottolineare la mia felicitazione per l'obiettivo e per il risultato che ha raggiunto Angelo, perché con lui mi lega un'esperienza lavorativa comune. Qualche anno fa abbiamo lavorato assieme per le Academy dell'Udinese Calcio, per cui siamo stati un anno insieme a girare tutta la Sicilia settimana dopo settimana, quindi, mi piace il carattere di Angelo, quindi lo conosco molto bene, so che tipo è, so quanto crede in quello che fa e quindi sono veramente felice per lui. Ne approfitto ma già ho mandato messaggio a lui e lo faccio pubblicamente, mi complimento con lui perché so quanta fatica c'è dietro questo risultato, quanta passione, quanto amore, e quindi sicuramente se c'è una persona che se lo merita è lui. Tra l'altro in un girone dove alcune corazzate hanno dimostrato che volevano assolutamente vincere il girone, Vittoria, Modica, la stessa Avola, Francesco, vincere poi alla fine questa stagione contro queste squadre fortissime che hanno investito tantissime. E il risultato vale doppio. Moltissimo, perché io so che comunque il Milazzo non si è proprio distrutto a livello di investimenti, quindi ha fatto un campionato con piccole parti economiche. Invece parlo di altre società come stesso Vittoria, come stesso Modica, a quanto pare hanno avuto delle spese esose, però
Adesso si giocheranno appunto i playoff. Io credo che la politica però dei piccoli passi conferma sempre dell'idea che in quella maniera poi alla fine i risultati arrivano. Non è detto che con grandi numeri i risultati possono arrivare. Lo abbiamo detto poc'anzi per la Serie D, ma credo che sia ancora più importante per l'eccellenza. I risultati non possono arrivare né con grandi numeri né con grandi nomi. Ma arrivano solo arrivano con tanto lavoro e sacrificio soprattutto. E in questo caso devo dire che a Milazzo hanno lavorato veramente tantissimo, a conferma che la continuità certamente di un gruppo può essere confermata anche, chissà, per la prossima stagione. Per intanto voglio anche ricordare che ci sarà la Supercoppa, si giocherà sabato 3 e ci sarà uno scontro tra le due vincenti del campionato di eccellenza. Parliamo dell'Athletic Club Palermo che giocherà appunto contro il Milazzo. Mi date un pronostico così tanto per giocare un po', perché insomma poi alla fine credo che sia una partita passerella più che una partita della vita. Sì, vabbè, però sai, vincere piace, quindi sicuramente... Ok, dammi il pronostico. Ma sono tutti e due vincitori di campionato. Lo sappiamo. Parlo da palermitano. Da palermitano ti fi Athletic. Da palermitano ti fa Athletic. Beh, allora in questo caso Angelo, da amico di Angelo Bognanni ti farò Milano. Sarà sicuramente una bellissima passerella per il calcio siciliano, perché è anche la prima volta che si disputa questa gara, quindi anche ad Abisso si incontrano due squadre, il presidente dell'Ajax assolutamente siciliana. Faranno due gare in quel campo lì, una il sabato e una la domenica, quindi magari o andiamo una, non possiamo andare due volte. Vabbè, allora andiamo a vedere la seconda, probabilmente, peccato. Vabbè, parliamo della finale playoff del campionato di promozione tra Montelepre e Camarat. Beh, datemi un pensiero allora a questo punto, chi vincerà questo big match? Voi l'avete conosciute queste squadre? Mister? Da palermitano mi dirai Montelepre. No, ti dico che chiaramente sulla carta, per quanto riguarda i nomi, gli investimenti, eccetera, sicuramente il Camarat è leggermente avvantaggiato, però da avversario del Montelepre ti posso dire che è una squadra che non mollerà fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, lo ha dimostrato ampiamente, e quindi sarà una bellissima gara. E invece per te, Francesco? Partita apertissima, una tripla per intenderci. Esatto. Bene, allora abbiamo concluso la puntata, abbiamo gli ultimi 120 secondi, velocissimamente, obiettivi e pensieri per la nuova stagione. 30 secondi per Francesco Tantillo, direttore sportivo del Bagheria. Di fare sicuramente l'eccellenza. Beh, questo lo sappiamo, l'avete 100%, e soprattutto di fare bene il prossimo anno. E cercare anche, non so, io sono sempre quello del voglio vincere sempre, quindi non mi accontento. Non mi dare una risposta scolastica, assolutamente no. Quindi vuol dire che gli obiettivi ci sono, ne avete parlato in società e vediamo un attimino che cosa succede. Non ti chiedo a te la conferma del mister, ma la chiedo a lui. Continuerai a Bagheria? Il mister non si può confermare da solo. Ci vuole una dirigenza che dice continuiamo insieme. Nel senso che chiaramente nel percorso di formazione di una nuova stagione il mister poi è l'ultimo tassello. Per cui in questa fase il Bagheria si sta godendo la vittoria del campionato e nelle prossime settimane cominceranno a riorganizzarsi. Anche perché mi auguro da bagherese di poter il mister da allenatore deve anche dare delle direttive, no? Perché l'eccellenza è un campionato impegnativo, assolutamente, è un altro campionato rispetto alla promozione. C'è proprio un gradino di differenza considerevole con il campionato di promozione. Decisamente devi programmare per tempo, ma sono sicuro che la società ora tra qualche settimana comincerà a programmare e avrà le idee chiare. L'obiettivo comunque dipende tantissimo dall'apertura e dalla consegna dello stadio. E questo ce l'auguriamo da sportivi siciliani, perché una struttura come quella di Bagheria, che è stata rimessa a nuovo, deve essere valorizzata con il gioco, nel senso che devono giocare le società, poi anche se sono tante si organizzano, però intanto deve essere aperto al pubblico, perché il pubblico deve usufruire di una struttura così bella, e dopo tanti anni vedere Bagheria con una struttura di questo genere fa piacere, quindi sotto questo punto di vista ce l'auguriamo tutti. E che dirvi? Un paio di giornate di riposo ancora e poi di nuovo in campo, pertanto buon proseguo, buon lavoro per la prossima stagione e grazie per essere venuti qui da noi a Penalty. Grazie a te sempre. Grazie a te per l'invito, è stato un piacere. Benissimo, noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento chiaramente a mercoledì prossimo, ore 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta andare sulla pagina Facebook Penalty oppure eventualmente sul canale YouTube
YouTube Penalty Programma Sportivo. Chiudo ricordandovi che giorno 28 maggio ci saranno qui all'interno di Penalty le nomination ufficiali della 12ª edizione dei Penalty Awards. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima.